Buonasera a tutti, domenica 23 febbraio, ore 20, è arrivata la famosa ordinanza che aspettavamo, firmata da Presidente della Regione Zaia e dal Ministro della Salute Speranza. Purtroppo arriva soltanto a quest'ora, quindi vi do le prime informazioni, sapendo che domani si svolgerà una riunione tecnica che definirà tutti gli aspetti di dettaglio. Adesso vi do solo le prime informazioni e noi adotteremo per questa notte, cioè per domani, alcune misure cautelative intanto di tipo generale. Domani poi le definiremo in modo più puntuale. L'ordinanza dice che c'è la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, la sospensione di eventi in luogo pubblico o privato, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa, quindi annulliamo queste manifestazioni, questi appuntamenti, diciamo. Sono chiuse discoteche e locali notturni, sono chiusi i servizi educativi dell'infanzia, che sarebbero praticamente gli asili nido, e le scuole di ogni ordine e grado, ma sono sospese anche tutte le attività di formazione, corsi professionali, master, università per gli anziani, eccetera, eccetera, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Loro sono esentati da queste limitazioni, ovviamente. Si può continuare a fare l'attività naturalmente, invece se le si svolge a distanza, quindi via web, per esempio, via internet. Sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. Per esempio, noi quindi chiuderemo sicuramente il Museo Fulcis, chiuderemo anche il teatro, quindi tutto quello che è culturale di pubblico, viene chiuso. È sospeso ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero, e quindi ci sono numerose restrizioni molto importanti. Ci sono però parecchie interpretazioni che dobbiamo dare, cioè dobbiamo definire in dettaglio alcune cose. Noi nella incertezza, nel frattempo ci siamo consultati un po' tra sindaci, abbiamo deciso di trovarci domani per fare il punto e definire in modo puntuale tutti gli aspetti organizzativi insieme al prefetto, chiaramente. Nel frattempo io ho dato a disposizione per cautela, non sapendo ancora se devo farlo o non devo farlo, per sicurezza noi chiudiamo tutte le strutture sportive per domani, quindi domani che è lunedì 24 febbraio verranno chiuse le strutture sportive, quindi la piscina, Spessa Arena, Palasport per capirci, e poiché sono sospese tutte le attività, direi tendenzialmente di dire anche alle società sportive di non effettuare attività nella giornata di domani. Vi prego di non insistere nel chiederci particolari ulteriori perché non li conosciamo ancora, stiamo studiando l'ordinanza, ci stiamo sentendo fra sindaci, domani abbiamo gli incontri col prefetto, eccetera, e quindi avremo il dettaglio e pianificheremo in modo più puntuale e dettagliato le misure che intraprenderemo in questi giorni. Nel frattempo vi ricordo assolutamente di lavarvi continuamente le mani, vi ricordo che si trasmette per via aerea la malattia e che noi sulle mani abbiamo molto spesso proprio possiamo avere il virus, quindi bisogna lavarsi frequentemente. Cerchiamo di evitare di stare vicino a persone che hanno patologie, infezioni respiratorie, non tocchiamoci il naso, gli occhi, la bocca, perché ci può trasmettere. Copriamoci il naso e la bocca quando starnutiamo o tossiamo, magari anche meglio ancora se lo facciamo con il braccio. Non prendiamo mai antivirali e antibiotici se non prescritti, perché facciamo addirittura peggio. Per pulire le superfici usiamo possibilmente disinfettanti a base di cloro oppure di alcol. I prodotti made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi, i nostri animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus. C'è adesso un numero verde anche regionale, che è l'800 46 23 40, da chiamare se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni. Poi ci sono una serie di altre prescrizioni. Ci rivediamo con un video, credo, già domani sera, quando avremo definito tutte le misure di dettaglio insieme a tutti i colleghi sindaci, insieme al prefetto, insieme all'azienda sanitaria e alle altre autorità. Per il resto adottiamo semplicemente un po' di buonsenso, comportiamoci in modo civile e con buonsenso, evitando quindi comportamenti che possono essere dannosi o pericolosi per sé e per gli altri. Mi pare che si stiano adottando delle misure anche troppo restrittive, ma va bene così, sono contento di fare questo. D'altronde anche con Vai abbiamo adottato misure molto restrittive ed è andata bene. Qualche altra volta le abbiamo adottate ed erano inutili perché magari ci aspettavamo una grande bufera e alla fine è arrivato il sole. Meglio così, anche in questo caso speriamo di di avere lo stesso esito. Quindi buona serata e ci risentiamo domani per le misure di dettaglio. Mi raccomando di attenervi alle istruzioni. Grazie infinite.